Cordiale saluto amiche e amici all'ascolto, edizione della notte del nostro audiogiornale. Apriamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora. Un mezzo pesante è andato a fuoco lungo la A4 tra Re di Puglia e Villesse in direzione Venezia. Il tutto è accaduto poco dopo le 20. Il mezzo pesante, che trasportava blocchi di pietra, si trovava fermo in una piazzola di sosta quando all'improvviso si sono elevate le fiamme. Sul posto sono giunti celermente i vigili del fuoco, i tecnici di Autovie Venete, i mezzi di soccorso e il 118 che ha trasportato in ambulanza il conducente all'ospedale di Monfalcone. L'uomo è rimasto intossicato a causa del fumo. La concessionaria ha predisposto la chiusura del tratto ed è stata istituita l'uscita obbligatoria di Re di Puglia per chi arrivava da Trieste. Chiuso anche lo svincolo di entrata di Re di Puglia in direzione Venezia. In corso le ultime fasi per riaprire l'arteria. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 696 nuovi contagi da Covid-19, il 10,07% dei 6.910 tamponi eseguiti e 16 decessi. Dalle nuove positività odierne, 55, afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 5 al 23 novembre. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 26.285, di cui 6.470 a Trieste, 11.302 a Udine, 4.998 a Pordenone e 3.185 a Gorizia, alle quali si aggiungono 330 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 13.813. Rimangono 54 i pazienti in cura in terapia intensiva e salgono a 588 ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 715, con la seguente suddivisione territoriale: 286 in provincia di Trieste, 244 a Udine, 158 a Pordenone e 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 11.757, i clinicamente guariti 277 e le persone in isolamento 12.894. Comunità e persone al centro, il futuro della montagna tra sgretolamento del tessuto sociale e processi rigenerativi. Sarà questo il filo conduttore dell'ultimo dell'Officina Montagna del Cantiere Friuli dell'Università di Udine, in programma il 26 novembre dalle 15 alle 18, a conclusione di un percorso in 5 tappe dedicato alla montagna, a chi la abita e al suo benessere, avviato il 2 ottobre scorso. Per ovvi motivi legati all'emergenza sanitaria in atto, l'incontro si svolgerà online, come i precedenti, esclusi 2 appuntamenti iniziali a Venzone e Zuglio. E con questo è tutto, chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Buonanotte.